Amici di Bella Sicilia, tra poco vi mostriamo qualcosa di veramente gustoso, le nostre olive cunzate alla siciliana. Con i vari ingredienti. Con quali ingredienti saranno condite? E allora iniziamo, mettiamo un po' di sale. Mettiamo origano. Ed un profumo che non riusciamo a testimoniare, ma già davvero gli amici di Bella Sicilia avranno l'idea della bontà di questa nuova ricetta. Olive schiacciate e condite alla siciliana. Alla siciliana, sì. Quanti ricordi, vero? Quanto. Che piano che vi sono stati giovani oggi. Tutte queste passi. Speriamo che continuino così. Noi non vogliamo dimenticare la tradizione e quindi vi mostriamo in diretta, amici, come si preparano le olive schiacciate e condite. Sì, continuiamo con il finocchietto selvatico che non può mancare perché ha un aroma il finocchietto selvatico che tutti penso che conosciamo, quindi dà un tocco più alle olive. Fateci sapere da dove ci seguite. Max ci saluta da Caserta. Se avete anche qualche domanda potete anche scriverla e vedremo di girarla ai protagonisti del video. Che profumo questo finocchietto selvatico. Sì, sì. Mettiamo naturalmente i semi. Quindi il finocchietto lo troviamo per le strade, sì, per le campagne. Per le campagne, no per strade. Nelle campagne lo sì, troviamo sì, in quale periodo? In Questo periodo, questo periodo abbondanti. Il periodo adatto è questo periodo, come potete vedere già questo è bello pronto, ingranato noi diciamo. Cioè i semi sono già belli pronti da poter, chi li desidera, dico anche per fare la conserva poi per l'inverno, per farsi i canerini, cioè si fa un utilizzo. Con il finocchietto si mette nel sugo, in inverno carne di maiale, sugo eccetera eccetera, mettiamo anche il finocchietto selvatico, lo utilizziamo dico in svariati modi. Ora mettiamo un pochettino di peperoncino dei 7 anni, questo viene chiamato così, questo in genere dura 7 anni, lo possiamo lasciare in un vaso dove li piantiamo e per 7 anni lui produce sempre lo stesso peperoncino. Non è un peperoncino piccante, è un peperoncino soprattutto delle nostre zone qua, forse del messinese siciliano dico, credo. Togliamo la parte interna, lo svuotiamo e lo mettiamo a pezzettini qua dentro. Perché questo poi ce lo possiamo mangiare, visto che non è tanto piccante. Poi chi lo preferisce anche quello piccante, ora noi lo mettiamo. Questi sono buonissimi anche i ripieni. Sì, Ripiene, fatta in padella. anche i ripieni, questi ci sono svariati modi per poterli fare. Canciola. Ma come si piantano? C'è la piantina Sì, oppure i sì, semi? Sì. Questi invece sono peperoncini quelli piccanti, infatti ne mettiamo un pochettino meno perché altrimenti poi Quanti ricordi, ecco, della vostra infanzia, vero? Tutto, ne abbiamo ricordi, e ne ricordiamo, non ne scordiamo neanche. A gioventù è tutto così, tutto. A gioventù non ne vuole, non ne vuole queste cose. Sentendo questi profumi riaffiorano tutti i ricordi. Quindi. Certo. Ok, adesso mamma dà una bella mescolata, eventualmente aggiungiamo un pochettino di sale.
Naturalmente chi lo preferisce qua dentro ha anche l'aglio. Questo è a sentimento, sono gusti, ognuno giustamente li condiamo a modo nostro. Sai di pigliare. Quindi viene aggiunto il sale. Sì, e basta. Eventualmente poi si assaggiano, se ci vuole qualche ingrediente in più, finocchietto, origano, qualcosa in più, poi si aggiunge naturalmente. Questi ora un quarto d'ora, mezz'ora, il tempo che sale un pochettino, si scioglie, si amalgama l'oliva e già sono pronte. Ma si possono già gustare così? Tra una si possono mezz'oretta, sì, gustare. sì, sì. Già anche Possono così si gustare. possono gustare, però aspettiamo un quarto d'ora, mezz'ora, il tempo che si scioglie un pochettino il sale, un'altra mescolata e già li possiamo utilizzare. Sono pronti da utilizzare. E quanti giorni si possono conservare? Questi così come sono, questa varietà li possiamo lasciare anche 8-10 giorni, perché dipende sempre dalla varietà. Quindi conservati in frigo? No, a temperatura ambiente. Se li mettiamo in frigo, anziché 8-10 giorni dureranno 15. Poi qualcuno magari li congela e qualcuno magari li mette poi sott'olio. Sott'olio naturalmente li mettiamo, se uno li deve mettere sott'olio, già si possono mettere e durano, anche un anno possono durare sott'olio. In un contenitore, in una boccia, e possono durare anche un anno così. E allora, ora faremo un po' la sintesi. Intanto in molti ci chiedono dove siamo. Ecco, noi mostriamo questo bellissimo paesaggio. Siamo in provincia di Messina. E guardate che paesaggio. Contrada Russa, Gioiosa Marea. Messina. Guardate che spettacolo qui da questo luogo. Fateci sapere voi da dove ci state guardando. C'è chi ci scrive quanti ricordi d'infanzia. Una volta si preparavano spesso in questo periodo ed era sempre una festa, vero? Sì. Da piccolini si iniziava già a raccogliere le olive e poi si schiacciavano. A coccio in terra. Quindi non c'erano le reti una volta. Oltre a loro, oggi abbiamo anche un testimone delle tradizioni. Se lui ci può onorare della sua presenza, Andiamo, signor Nino, si avvicini e poi restate con noi perché vi ricorderemo come si preparano queste olive, quindi la ricetta completa. ci parla un pochettino della sua esperienza, visto Signor che è un veterano Nino. delle Un veterano delle Buongiorno, tradizioni. amici di Bella Sicilia, è un piacere rivedervi in compagnia di tante belle persone che conosco da sempre, diciamo. Siamo un po' ancora minorenni, però ci teniamo a tramandare le tradizioni. È un po' difficile, però noi ci tentiamo tranquillamente. Oggi abbiamo qui la possibilità di vedere delle olive favolose. Abbiamo una nocellara messenese o oglialora messenese, mi sembra che quella è una oglialora dell'Etna o una nocellata dell'Etna, e poi i profumi e i sapori che, se me lo consentite, più tardi verranno assaporati con questa, diciamo, dolcezza. È un serradocche fatto dalla mia associazione San Giorgio Cavalieri per le radici di Sicilia, quindi per le tradizioni, per gli usi, costumi e tradizioni della nostra bella terra. Quindi rigorosamente vino rosso. Vino rosso di 14 gradi, quindi un elisir di lunga vita. Per come diceva l'amico mio, dice un quarto di litro, un bicchiere, 2 bicchieri, anche mezzo litro. Bere con moderatezza fa sempre bene. Si accompagna sempre quindi con un buon bicchiere di vino rosso e poi anche formaggio. Perché il vino è sempre buono, io mi bevo proprio se la pasta con l'olio. Un bello bicchiere. Basta che l'hai un cuore, io chiedo che. Allora, tra poco vi mostreremo queste castagne, ma intanto prima di andare a parlare delle castagne ricordiamo come abbiamo preparato queste olive per chi si è collegato proprio in questo momento. Queste sono le olive raccolte, bisogna scegliere le verdi. Sì, Certo. sì, naturalmente Tutto sì, verdi. Li scegliamo perché, come ho detto, sono olive biologiche, quindi sono prive di trattamenti. Scegliamo le migliori, li schiacciamo, li teniamo in ammollo con acqua a secondo, come ripeto, della varietà, 5, 6, 7 giorni, anche 8. Questi qua per esempio impiegano molto di più per addolcire, quindi noi li mettiamo anche 8-10 giorni. E dopodiché vengono condite e possono essere già consumati. Questi, come ripeto, già sono 5 minuti, ma fra 5 minuti già il sale si è sciolto, quindi li possiamo gustare. Filippo, facciamo vedere cosa abbiamo utilizzato per schiacciare queste olive. Sì. Nelle prossime ore il video completo, però intanto diamo un'anticipazione.
abbiamo utilizzato questa pietra, come ti ripeto, una pietra multiuso che ha scolpito mio nonno, che ho fatto vedere in un video precedente, veniva utilizzata per tappare le bottiglie di sughero della salsa, e oggi la utilizziamo per scacciare le olive. Abbiamo fatto vedere, questo è multiuso. Poi naturalmente dico, ancora lo facciamo anche con questa qua, però per non eventualmente strizzarsi, sporcare tante cose, ormai si utilizzano queste attrezzature moderne che vi facciamo vedere. Bene, allora noi ringraziamo tutti gli amici che oggi resteranno in nostra compagnia, perché è una giornata davvero ricca di contenuti, Adriano, vero? Tantissimi contenuti dedicati ai prodotti genuini della nostra terra. Sempre. Gustarli poi tutti insieme, Sempre. perché è bello anche la convivialità, Sì, stare sì, insieme, sì, sì. all'ombra di qualche La albero società. e gustare delle vere eccellenze. Questo e tanto altro oggi su Bella Vi Sicilia. volevo invece fare un'altra piccola cosa, e un attimo, allora, eccezionale, già i profumi, i sapori che si sentono, diciamo, qui a portata di mano, però oltre questo ulivo che è schiacciato, favoloso, qui davanti proprio, se guardiamo, c'è un albero di olive nere, quelle olive vengono anche trattate, messe in soppresso con gli stessi aromi e compagnia bella, e un altro aperitivo, diciamo, chiamiamolo, i nostri belli aperitivi, quale apericena di cose inutili, ma abbiamo i migliori prodotti del mondo. Quelle sono olive nere, vengono messe, diciamo, in un tinozzo di legno o anche di ceramica, con l'alloro, con l'origano, con i peperoncini, con tutti quegli aromi siciliani della nostra bella terra di Sicilia, anzi io dico, consentitemi, del continente Sicilia, perché noi siamo un continente. E poi più avanti, grazie anche all'amico Filippo, forse ve li faremo assaggiare. Saremo onorati. Intanto Filippo, oggi ci dedichiamo... Vediamo gli ingredienti, facciamo vedere gli ingredienti che abbiamo utilizzato nuovamente. Peperoncino di 7 anni, peperoncino piccante, finocchietto selvatico, origano, sempre delle nostre zone, e sale. E per chi vuole può E aggiungere... si può aggiungere, naturalmente si può aggiungere anche a qualcuno, mette il sedano, mette la carota, mette l'aglio, questo è a sentimento, a piacere. Noi queste come si faceva una volta. Oggi giustamente anche noi a volte li facciamo, mettiamo il sedano, mettiamo la carota, mettiamo l'aglio, anche noi lo facciamo. Ora in genere questo era quello che si faceva una volta. E poi si aggiunge un po' di olio? No, O non c'è bisogno? assolutamente no. Quindi solamente se poi si vogliono conservare si mettono in un L'olio contenitore. una volta era prezioso e si doveva risparmiare, quindi non veniva utilizzato. Quindi se si vogliono invece Veniva conservare... utilizzato solo se dovevano essere conservati, Conservati. perché eventualmente magari si voleva avere qualcosa in dispensa, allora sì, in quel caso si utilizzava, si mettevano nelle bocce, si metteva dell'olio, si tappavano e si metteva in dispensa per quando giustamente necessitavano. Bene, allora noi poi prossimamente vedremo anche di gustare le olive nere, Sì. che sono un'altra bontà, i veri sapori della Sicilia. In soppresso, va bene, e diciamo, vi faremo veramente gustare i saperi e i sapori della nostra bella terra di Sicilia, e in modo particolare di Gioia Samarese. Allora Filippo, diamo una piccola anticipazione di ciò che vedremo anche oggi, perché la vedo... Sì, oggi come potete vedere già abbiamo qualche campione qua, facciamo vedere come facciamo le castagne infornate nel forno a legna. Quindi li metteremo nel forno tra poco. Sì, tra poco sì. Il tempo di preparare il tutto e li mettiamo. E queste sono invece le tue olive, Sì, pronte per sì. essere raccolte tra qualche giorno, Sì, sì, fra qualche settimana dovrebbero essere già pronte. per regalarci. Questo è un verdello, è una varietà prettamente messinese. Ora da qualche anno diciamo si sta un pochettino anche espandendo, però è una proprio locale, prettamente messinese, anzi soprattutto di questa parte qua del messinese. Bene, allora non resta altro che invitare tutti i nostri amici a restare in pagina, perché presto vedremo tantissimi altri contenuti. E qui Filippo ha preparato anche i dolci tipici della ricorrenza dei defunti, ma ne parleremo in altri video. Intanto a presto, ciao Filippo e un saluto a tutta la famiglia. Ma sono così rassi scacciati, una bellezza. Sono già buone così.
Noi ci siamo permessi di incominciare a gustarli. Te ne può stupire qualcuno, dai. Adesso stacco la diretta Guarda e che degusto bello, volentieri. guarda. Sì, vediamo se ci vuole Guarda. un altro pochino di Guardi, sale. oltre le olive, guarda che mano di lavoratrice. Di lavoratrice. Bene amici, allora sono fateci le mani- sapere da dove ci state guardando, fateci sapere anche qual è il vostro modo per preparare le olive condite, come le gustate, e noi vi mandiamo un forte abbraccio da questo angolo della provincia di Messina. Mi raccomando, aspettiamo di leggere i vostri commenti e perché no, condividete anche il video. Ciao a tutti!